sta vivendo un'era dove non ci sono più regole. Tutto ruota attorno allo stile personale di ciascuno. Per questo dobbiamo distinguere tra la moda, ciò che viene consigliato, e lo stile, quello che ognuno ha dentro di sé e che deve conservare per tutta la vita. Vorrei dire alle persone di aprire gli occhi e di cercare la bellezza dove non sempre ce l'aspettiamo. È arrivato il tempo del calendario e tu di quale mese sei? Miss Venice Beach è fashion, stile e moda. Da Pareus a Caorle, perché oggi siamo venuti a seguire il calendario di Miss Venice Beach con tutti i vari scatti. Infatti qua con noi c'è Deborah, che appunto è la proprietaria di Moda Diamante di Caorle, un negozio veramente stupendo che da molti anni ormai è partner con Miss Venice Beach, e anche quest'anno ci ha deliziato con degli abiti per questo splendido calendario. Anche quest'anno c'era la tua Miss, che abbiamo visto che è vestita in una maniera molto particolare. E niente, questa giornata com'è andata? Secondo te ti è piaciuta? Gli scatti secondo te sono venuti buoni? Ne userai anche qualcuno per il tuo negozio? Sicuramente lo userò qualcuno, anche perché le ragazze erano meravigliose e anche la location era bella e sono stati scatti secondo me fantastici. Ogni anno sempre più belli. Bene, noi comunque sappiamo che Moda Diamante ormai è diventato un must tra le passerelle appunto di Miss Venice, e molte ragazze ormai vestono anche tantissimo con il tuo brand. Volevamo chiederti, secondo te qual è la tua idea, cioè qual è stata l'ispirazione che ti ha fatto dire io voglio fare con Moda Diamante questo percorso, io voglio fare questo stile, lanciare questo target alle ragazze? Qual è stata la tua fonte di ispirazione che ti ha fatto arrivare qua oggi? La passione per la moda, la passione di poter vestire le ragazze a mio gusto, la passione proprio di metterci qualcosa di mio. E questo grazie a Miss Venice ha la possibilità di farlo, e ogni anno mi diletto proprio a vestirle, mi piace proprio tantissimo. Quindi tu ogni anno crei uno stile di outfit appunto da abbinare. Lo stile di quest'anno a cosa è stato ispirato? Lo stile di voglia di rock, proprio visto tutto il periodo brutto che c'è stato, proprio uno stile proprio dark rock. Uno stile più vivo, uno stile che proprio ci faccia sentire vivi. Sì. Quindi comunque uno stile molto forte, molto di impatto, ma poi tutto questo lo vedrete bene nel calendario di Miss Venice Beach. Qui adesso probabilmente, mentre stiamo parlando, vedete incarrellato un sacco di pezzi di filmati con i vestiti di Moda Diamante che vengono fatti gli scatti. Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qua con noi oggi, di aver fatto questa giornata lunga con noi, nonostante il vento, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Bene, adesso io direi di proseguire perché siamo in tanti e ti salutiamo, grazie e ci vediamo il prossimo anno per la prossima edizione. Arrivederci. Ciao.
qui con Co, che è un negozio appunto, una new entry potremmo dire di Miss Venice Beach, che quindi, dato che è la tua prima volta, dobbiamo per forza costringerci a fare una presentazione tua. Perfetto, Vai. Allora, innanzitutto è un onore essere qui con voi e poter partecipare, insomma, e collaborare con voi. Io sono Monica, la titolare di MQ. MQ sono dei negozi di multibrand di moda contemporanea. Abbiamo appunto abbigliamento, accessori, calzature donna, oltre anche una ricchissima selezione di calzature uomo. Quindi è un negozio per lui e per lei. Per entrambi, infatti. E siamo partner di brand internazionali come MWH, Golden Goose, Pinco, Elisabetta Franchi e tantissimi altri marchi. E niente, colgo anche l'occasione per dire che a prestissimo, questa primavera, apriremo un altro shop, un altro MQ a Jesolo in Piazza Mazzini. Invece la vostra sede, La nostra sede è a Colonia Veneta in provincia di Verona. Quindi da adesso tra poco ti avremo anche un po' più vicina. Certo, quindi infatti. sarai vicina a una delle piazze dove noi sfileremo con Miss Venice Beach, quindi ti avremo sempre con noi da oggi. Certo. Questo calendario come ti è sembrato? Beh, intanto è spaziale, è stato bellissimo, mi sono divertita un sacco, le ragazze sono bellissime e tutto bello, insomma. Tutto bello, tutto Sì. bellissimo. Il primo calendario che scattavi per il Primo negozio. calendario, infatti. Beh, quindi sei partita in bomba con le ragazze di Miss Venice. Direi proprio Possiamo sì. anche dire che uno degli ultimi scatti, posso assicurarvi che lei c'era che diceva bellissimo, Bellissimo. stupendo, anche perché era veramente una foto costruita bene, col tramonto stava venendo veramente una foto molto particolare, molto forte. Ecco, allora colgo l'occasione anche di dire che se anche voi siete appassionati di moda, seguiteci nei nostri social, nelle nostre pagine Instagram e Facebook MQ. Bene, allora dopo questa splendida presentazione, comunque lei è stata più che esaustiva, sapete dove trovarla, sapete dov'è, sapete pure dove aprirà, quindi dove ancora non la potete trovare, ma sapete già dove potrà essere. Quindi noi ti ringraziamo anche te per essere stata ai nostri oggi. Grazie a voi. Ci vediamo sicuramente tutto il prossimo anno, volendo o non volendo. Super volentieri. E sicuramente andremo a trovarti un nuovo negozio. Va bene, Ciao, grazie. Grazie. Venice Beach 11ª edizione, sei stata eletta col vento e con la pioggia. E continuiamo. Il calendario l'hai fatto solo col vento fortunatamente, perché fortunatamente c'era un sole che spaccava le vede, però col vento, il vento è sempre presente. Esatto, però ha fatto la sua parte. Vedi di non portarlo anche alle tappe, No. vedi di lasciarlo a casa. Va bene. Ok? Com'è stato dai questa esperienza? Bellissima, no? Ci siamo molto divertite, abbiamo fatto anche molta amicizia. Ovviamente Vi siete conosciute meglio. Esattamente, più esperienze facciamo assieme, più si crea anche il gruppo. E niente, a parte il vento, il freddo, che però vabbè, è normale, siamo A novembre. a novembre, quindi. Dovete vederle con gli scatti in costume, dobbiamo dirgli, ragazzi mi raccomando naturalezza, con i geloni, va bene, fate finta di essere a luglio, ma sì, non succede niente, tranquilla. Però no, è stato molto divertente. È stato molto divertente. Sì, sì. Quindi la tua prima esperienza da Miss Venice è già partita in bomba. Sì, sì, ma da un po' di tempo ormai, quindi. Sì, diciamo che oggi un po' è incoronato perché hai fatto finalmente il Esatto. calendario di rito dopo tanto che non si riusciva a farlo, anche oggi a causa di Sì, qualunque l'abbiamo cosa, spostato per rimandato. giorni. Un po' come la tappa, è stato un po' un disastro, però secondo me questo prossimo anno dovrebbe andarci meglio, dai. Va bene. Sicuramente. Bene, era il tuo primo calendario, questo ne avevi stati altri. No, il calendario è la prima volta. La prima volta c'è un calendario. Quindi, però Però è andata bene. Però tutto tranquillo, Sì, tutto tutto tranquillo. Poi sappiamo che c'è stata la crisi del vestito finale. Sì, là per la copertina è stato un momento di cosa mettiamo, Di cosa non indecisione. mettiamo. Esatto. Di decisione, però alla fine hai scelto Sì. l'abito giusto. Esatto, sì. Ti sentivi valorizzata, ti Sì, sentivi sì. bella e allora questo è l'importante. La corona fortunatamente È ancora intatta. Tra l'altro lei ha trovato una metodologia per trasportarla che vorrei realmente farvi vedere, ma è un po' distante quindi non riesco a prenderla. Ha preso letteralmente tipo una valigetta di quelle là
per contenere tipo lingotti d'oro, le cose Esatto, super tipo un portavalori dove lei dentro ci mette corona e scettro super in cellofanati. Infatti quando mi fa Giulia passami la corona, io trovo una cosa così di plurico, le faccio questa. Sì, la srotola dopo 10 metri è arrivata lei, però è bisogna dirlo, è la prima Miss Venice Beach che non ha ancora successo dietro allora la non corona. chiamiamola per favore, però dai, Però esatto. sta andando bene. Tu non posso neanche dirti se sarai triste di cedere la fascia perché hai un anno davanti, Infatti, quindi hai tutto il tempo del mondo per godertela e anche per stufarti, possiamo dire. Bene, tanto noi ci vedremo ancora perché hai un sacco di lavori da fare, un sacco di cose da fare. E mi raccomando, guarda che non manca tanto all'estate, bisogna organizzare anche le tappe sì, con Elisa. Sì, dai, tra un po' organizziamo. Tra un po'. Tanto godiamoci la fine di quest'anno. Esatto, un po' di quiete. Un po' di quiete. Speriamo in un anno migliore rispetto a quello dell'anno scorso, Sì, dai. con tutto, con il Covid, con tutto quanto. Per il resto tesoro direi che hai finito per oggi. Sì. Dalle 8 di mattina fino Sì, adesso hai esatto, finito. ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sono le 4, ma ci siamo riuscite. Esatto. Bene cara, ti lasciamo andare, ti lasciamo posare la corona questa volta e ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie. Va bene, ciao. All'alba, ormai alla sera, al tramonto delle 5 di pomeriggio di novembre, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e posso davvero dirlo ad alta voce perché sembrava la storia infinita di questo calendario. Devo dire che questa edizione, l'11ª edizione di Miss Venice Beach, ha avuto tanti 17, quindi prendiamo queste 17 del pomeriggio come un traguardo. Abbiamo finalmente realizzato i 12 scatti del calendario di Miss Venice Beach. Anche quest'anno una location pazzesca, la voglio ricordare, voglio invitarvi anche a visitarla, Pareus Beach Resort nella località altanea vicino a Caorle, un resort vacanze 5 stelle, quindi fantastico. E ovviamente poi abbiamo abbinato anche dei partner che seguono il concorso di Miss Venice Beach eccellenti, quindi io ricordo quelli che sono i gioielli, abbiamo fatto gli scatti con Leonardo Gioielli, con i preziosi di Damiani, Gucci, Dolce Gabbana, in abbinamento poi all'alta bigiotteria di Pupillo con zirconi e pietre preziose, insomma un mix davvero interessante. Assolutamente, poi ogni angolo di questo resort ci ha donato una location che sembrava unica e particolare, infatti sul calendario posso assicurarvi che sembreremo dai Caraibi alla montagna in ogni foto, perché è tutto qui letteralmente. Posso dirvi che il resort è bello a novembre, provate a immaginarvelo d'estate. Infatti c'è davvero un po' di tutto e poi è aperto anche tutto l'anno, quindi si può venire anche d'inverno, magari adesso a Natale, a dicembre ci sono tutti i mercatini qui a Caorle, quindi si può cogliere l'occasione. In abbinamento ai gioielli, Giulia, volevo aggiungere che abbiamo abbinato i capi di MQ, un negozio di un nuovo partner, un negozio che ha sede a Cologna Veneta e aprirà brevissimo anche a Jesolo, quindi finger crossed, tutti pronti per andare a scoprire, anche perché la titolare Monica ha davvero delle sorprese sempre senza fine per tutte le nostre adorate miss. Ovviamente poi c'è la nostra affezionata Deborah con Diamante di Caorle che non si perde uno scatto e una serata di selezione, insomma, ecco. Poi ci sono io. Quest'anno abbiamo cercato di fare davvero di tutto e di più. Sì, quest'anno si è fatta in 9. In 9, ecco, 9 erano le miss, e un ringraziamento particolare non solo alla truccatrice Sandra Baggio che ha seguito tutte le miss durante il reality con il corso di portamento, ma è anche una bravissima make-up artist, e un grazie davvero speciale al fotografo di quest'anno che è Paolo Stramare, un fotografo che abbiamo già visto in tante tappe, ha vinto nel 2019 con Giulia Gioia e l'abbiamo diciamo richiamato anche per questa speciale edizione. Un fotografo biennale perché ha fatto 2 anni. Sì, diciamo che Paolo è il nostro asso nella manica e il fotografo fortunato, quindi siamo su una buona. Anche perché voi oggi dovete veramente vederlo Paolo con le sue lucine in giro per il resort, la
macchina da 10 kg qua, le lucine da 5,5 che girava per tutto il resort con le miss, ogni tanto chiedeva a qualcuno tienimi le luci che c'è Senti, dentro. ma Giulia, voglio farti io una domanda, no? Perché tu adesso stai facendo l'inviata, ok? Ma Assolutamente. vedere queste tue colleghe fare il calendario, ma ti è venuto un po' di nostalgia? Guarda, cioè ti immedesimavi in qualche mese? Qual è il mese che ti è piaciuto di più? Beh, allora sai che io ho una passione per i mesi estivi, nonostante sono nata in autunno, per me i mesi estivi sono i miei preferiti perché spiaggia, sole, mare, bikini, quindi per me sono veramente i miei preferiti. Infatti i mesi estivi sono stati quelli che io ho gradito molto di più. Il mese che mi è piaciuto tantissimo è stato quello con le nostre 3 ragazze, con Alessia e le altre 2 miss che Alessia Diletta e Giorgia. Diletta e Giorgia, Alessia me la conosciamo da anni, anche lei è una Miss Venice Beach biennale ormai. Sì, è vero, perché ricordiamo che si può partecipare al concorso anche se si ha già vinto delle fasce, basta che passino 3 anni, quindi E che non dopo sia la 3 edizioni, vincitrice. e ovviamente non deve essere già una Miss Venice Beach in carica, perché sennò il gioco non vale la candela. Però questo mi fa piacere perché mi piace rivedere ragazze che dopo anni hanno ancora Bello. voglia di partecipare al concorso, ciò significa che insomma seminiamo bene e raccogliamo meglio. Assolutamente, magari Alessia. Ma Alessia, poi se i prossimi 3 anni, se sei ancora dentro, potresti rifarcela. Potresti rifarlo e magari saliamo un altro gradino. Siamo partiti da Coraggio, quest'anno siamo in cappello, il prossimo anno facciamo Corona. No, prossimo anno, fra 3 Tra 3 anni. anni facciamo Corona, hai ragione, hai ragione. Comunque devo essere sincera, Elisa. A me manca ogni volta che vengo qua a vedere te con i calendari che ti seguiamo, a me manca sempre tantissimo fare la tua miss, mi manca veramente tanto. Ma allora Però scambiamoci ormai- questi ruoli, io la fascia di G di Ferro Team l'ho presa e mo ti metto a fare la miss da noi. Ecco, ci scambiamo io e Elisa, però io te lo dico, non so se sarai in grado di fare tutto quello che fai tu. Ma guarda, chi ben comincia a metà dell'opera. Quello assolutamente, assolutamente. Vi ricordo ragazzi di seguirci, il calendario sarà davvero pronto a brevissimo perché spero per l'8 dicembre di realizzarlo e quindi di mandarlo fuori su tutti i social, quindi stay tuned, www.missvenicebeach.net per tutte le ragazze che si vogliono iscrivere per scaricare poi il calendario online. Ovviamente seguiteci anche sulla pagina di G di Ferro Team perché ne vedremo delle belle durante tutte le registrazioni che abbiamo fatto insomma in questa super giornata, finalmente una giornata di sole. Ovviamente a novembre con un po' di vento e diciamo non eravamo ai Caraibi. No, ma questa è colpa della Emma. Abbiamo Sì. constatato, sì, perché Emma è eletta con il vento. Sì, Emma, calendario con il vento. cioè del tipo che speriamo che soffi così forte che se la porta. Sì, praticamente No, qualcuno gliel'ha mandata nera perché c'è sempre il vento quando c'è lei, secondo me, poverina. Però io e Emma gli ho detto che faremo un pronostico per evitare di No, levarci anche questo perché sennò malaffio. la licenzio subito perché noi abbiamo da fare 6-7 date durante l'estivo, quindi insomma dobbiamo. Vabbè, però d'estate la Brezza la ringraziamo perché d'estate ad esempio c'è l'opposto, siamo tutti morenti di caldo. Va bene ragazzi, un bacione, vi ricordo il calendario di Miss Venice Beach, il 10° calendario 2022, il fotografo Paolo Stramare, art director Elisa Bagordo, la nostra super inviata per G di Ferro Team e tutte le riprese Giulia Urbinati e 9 bellissime Miss fasciate in copertina per voi e in 12 mesi. Ciao! Ciao! Abbiamo ufficialmente concluso questa giornata, abbiamo scattato tutte le ragazze, tutti i brand, siamo riusciti a fare veramente un miracolo perché abbiamo veramente finito 5 secondi prima del tramonto, quindi siamo stati super bravi. Bravissimo lo staff di Miss Venice Beach, bravissimo Paolo, bravissimi tutti. Finalmente direi che è anche ora di smontare tutto e tornare a casa. Voi adesso qua vedete che è tutto bello, in realtà attorno a me dove non c'è campo visivo di telecamera c'è ancora veramente un disastro. Vi ringrazio di essere stati dei nostri, grazie per aver visto questo filmato, mi raccomando rimanete sintonizzati perché tra poco vi farò anche la presentazione ufficiale del calendario. Un bacio e alla prossima!